Giovedì 5 gennaio 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, titolo a piena pagina: il futuro, le centrali a biomasse. Il senatore De Carlo esclude altri sconti per il riscaldamento nelle zone di montagna come quello che esiste da oltre 20 anni. Sganciare il nostro territorio dai combustibili tradizionali, grazie ai nostri boschi diventeremo un modello per l'Italia. Questa è la sua dichiarazione. Suem, altro guasto all'elicottero, soccorsi sospesi, falco a terra per la rottura delle pompe di rifornimento, l'USL oggi le verifiche. Rocca Pietore si perde sulla pista da sci, ritrovato dai carabinieri. Si era perso sulla pista da sci e non ricordava il numero di telefono dei genitori. Il rebus è stato risolto dai carabinieri della stazione di Canazzei. Foto di copertina: motori, pioggia e fango nel deserto per Fiori e I De Lorenzo. Cadorini alla Dakar come sulla neve. Il camion MAN 4x4 condotto dall'equipaggio dei gemelli Aldo e Dario De Lorenzo, Cadorini di Pieve e di Umberto Fiori di Calalzo, sta affrontando una Dakar anomala nel deserto arabo tra pioggia e fango. Sembra di essere sulla neve. Questa è la loro dichiarazione, li vediamo tutti e tre davanti al loro automezzo. Ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: via i saldi, ogni cliente spenderà 140 euro. E sempre da Belluno, pattinaggio in città, 4.000 sulla pista. Troppi allagamenti, maxi canale dal lago al Piave, un canale di tubi in cemento correrà in parallelo al RAI tra Cadola e il lago e avrà la funzione di catturare le acque di superficie in caso di maltempo per scaricarle poi nel Piave, evitando così allagamenti nella zona industriale di Alpago. I progetti della provincia di Belluno: 3 obiettivi per il 2023, strade, rifiuti e legge sulla montagna. Tra le aspettative e i propositi del 2023 di Palazzo Piloni c'è il ritorno alla rielezione diretta della provincia, ma anche la nuova gestione delle strade grazie all'accordo tra Palazzo Piloni, l'ANAS e la Regione, gli interventi alle scuole, la nuova partita dei rifiuti che farà capo a Palazzo Piloni con l'impianto del Maserot e di Dolomiti Ambiente. E per quanto riguarda lo sport, la Coppa del Mondo di sci femminile porterà a Cortina stelle del passato come Renate Geschl. Sedico, la scuola edile, compie 70 anni, tra gli ospiti Paolo Crepè e ancora Feltre, sicurezza, turismo e agricoltura, i progetti dell'Unione Montana. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso in primo piano una notizia che interessa davvero tutti, ovvero carburanti, oltre 2 euro, il pieno torna un salasso. Lo stop alle agevolazioni fiscali si ripercuote sulle tasche degli automobilisti. La mappa dei prezzi al self di Belluno: diesel mai sotto l'1,83, i gestori non siamo noi a guadagnarci. Foto di copertina: stagione dei saldi al via, subito ribassi fino al 70% in giro per negozi a caccia di maglioni e di scarpe. La crisi demografica: ospedale di Belluno, cicogna stanca, il primo nato dell'anno dopo 4 giorni. Specchio dei tempi: nell'ospedale del capoluogo di una provincia in piena crisi demografica, le prime cicogne del 2023 sono atterrate soltanto ieri. Alle 3:27 è nato Luis Ginai, figlio di Wilson e Joanna, coppia residente a Sedico. Nuovo vagito in sala parto, a distanza di poche ore, alle 9:05 è venuta alla luce Arei Kigyar per la gioia di mamma Hanan e papà Abdelagani di Valle di Cadore. Il caso: a processo per le immagini proibite della ragazzina, a processo per le foto proibite di una sedicenne figlia della sua nuova compagna trovate nel suo computer. Rocca Pietore, De Bernardini, il sindaco annuncia nuova cabinovia pronta tra un anno. Cortina, villaggio atleti, tempi rapidi senza conferenza dei servizi. Tempi più rapidi per la realizzazione del villaggio olimpico, sarà mobile e non servirà quindi una conferenza dei servizi, lo assicura il sindaco Lorenzi, sindaco del comune di Cortina. E a proposito di Cortina, Coppa del Mondo di sci, Cortina in festa con le regine della velocità. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, le sfide dell'economia, inflazione, la tregua. Prezzi in calo in Francia e Germania, i mercati brindano con gas e greggio in picchiata, gli analisti prevedono una frenata anche in Italia, ma la BCE, la Banca Centrale Europea, prepara nuovi rialzi. La Fed avverte nessun taglio ai tassi per l'intero 2023. 2,5% è il tasso
tasso di riferimento della BCE fissato nella riunione dello scorso dicembre, 11,8% è la variazione annuale dell'indice dei prezzi in Italia a novembre. I prestiti, le famiglie si indebitano per bollette e trasporti, sempre più italiani rincorrono ai finanziamenti anche se più cari. Gli esperti, la liquidità serve per le spese di luce, gas, benzina e auto. Questi numeri chiavi: 3,09 il tasso di interesse medio applicato alle imprese dell'area euro, 2% l'aumento dei prestiti registrato a novembre rispetto al periodo pre-pandemia, 10.713 l'importo medio in euro richiesto dalle famiglie italiane in dicembre. La fotografia, l'andamento dei prezzi al consumo in Italia ed Eurozona negli ultimi anni, avrete modo di vedere un grafico e la crescita esponenziale soprattutto da luglio 2021 per quanto riguarda appunto i prezzi al consumo italiani. Rincari, aumenti e caro energia, si mangiano 2 stipendi, secondo le stime le famiglie dovranno sborsare 2.384 euro in più, metà del totale degli aggravi sarebbe causato dai mutui a tasso variabile. Altri numeri chiave: 638 gli euro in più che i nuclei familiari dovranno pagare per fare la spesa, 66,88 i maggiori costi in euro per le assicurazioni obbligatorie, un aumento del 4,6%, 880 euro di aumento per pagare gli incrementi di luce e di gas. Pagina 4, attualità, migranti, lo schiaffo svedese, Stoccolma apre il semestre UE, avverte l'Italia, nessun patto comunitario prima del 2024, Fitto non è una posizione contro di noi, le opposizioni, lezione sovranista ai sovranisti. La prossima settimana sarò a Stoccolma per rilanciare una proficua collaborazione. Questa è la dichiarazione di Raffaele Fitto, ministro agli affari europei. Lo scontro politico, i superstiti salvati dalla Geo Barents, siamo stati seviziati davanti ai familiari. La nave di Medici Senza Frontiere, arrivata nel porto di Taranto con 85 rifugiati, addosso i segni delle torture dei carcerieri, chi non è in grado di pagare viene ucciso. Fatti adesso che ci portano in Ucraina, dialogo a salve, Erdogan sente Putin e Zelensky. Scusate, ma i tentativi di mediazione portano ancora a un nulla di fatto. Mosca schiera una fregata con missili ipersonici nel Mediterraneo e manda un messaggio all'Italia: non può essere garante della pace. Nel nome di Benedetto, pagina 8, l'addio a Ratzinger, oggi l'ultimo saluto al Papa emerito in una piazza San Pietro blindata, attesi 100.000 fedeli, la rivelazione di Ganswein, la stretta di Francesco sulla messa in latino, gli spezzò il cuore. Georg Pell è stato il miglior teologo tra i papi, ma la sua rinuncia fu un errore. Il cardinale australiano, intellettuale formidabile, punì i preti pedofili. L'intervista la troverete a pagina 8 del Corriere delle Alpi. Andiamo avanti con le notizie che riguardano invece il Veneto. Gli umanisti in Senato accademico insistevano per la mozione pro Crisanti, una delle conversazioni che svelano i contatti tra Università e Regione Veneto alle spalle del direttore di microbiologia. Approfondimento riferito allo scontro tra Regione e appunto il ricercatore Crisanti. Ma andiamo avanti e parliamo di Sanità Veneta. La sanità, un policlinico di livello internazionale per cura, ricerca didattica e innovazione, 100 professionisti all'opera per disegnare il nuovo ospedale di Padova, punto di riferimento per tutto il Veneto. Dopo Pasqua la presentazione della prima fase progettuale, Ruspe all'opera a partire dai primi mesi del 2025. Padova Est, la carta d'identità, 48.150 per ricerca didattica e trasferimento tecnologico, 86.670 di superficie sanitaria, 57.780 di superficie non sanitaria. Parliamo quindi di una superficie in totale di 192.600 metri quadrati. Emergenza medici di famiglia, prorogate le misure eccezionali, la fatica della sanità veneta in merito appunto ai medici di base. I sanitari disponibili potranno avere fino a 1.800 assistiti e saranno pagati di più, confermato l'impiego dei giovani corsisti nelle zone carenti, sono già 170. Passiamo adesso alle notizie che riguardano la provincia di Belluno. La notizia che ha aperto l'edizione di oggi: il caro carburanti, stop ai bonus carburanti sopra i 2 euro, ma i nostri guadagni non sono cresciuti. Il ritorno della fiscalità piena ha fatto impennare i prezzi alle stazioni di servizio. Per il diesel non si scende sotto l'1,83. Un pieno di rabbia, l'automobilista medio si è svegliato male il primo dell'anno e magari aveva già dormito poco per gli strapazzi del veglione. Stop agli scontri, ritorno alle accise intere, comprese quelle che non avrebbero più ragione di esistere, e chi doveva fare rifornimento ha dovuto pagare di più, parecchio di più.
Le componenti dell'accisa sui carburanti, eccole qui: finanziamento supporto crisi di Suez del 56, ricostruzione disastro del Vajont del 63, ricostruzione dell'alluvione di Firenze 66, 68 ricostruzione del terremoto di Belice, 76 ricostruzione del terremoto del Friuli, 1980 ricostruzione del terremoto dell'Irpinia. Si va avanti con il 2011, finanziamento alla cultura, ricostruzione terremoto dell'Aquila del 2009, acquisto autobus ecologici nel 2005, rinnovo del contratto Transvieri 2004, si arriva al 2014 con il finanziamento decreto Fare. Troverete quindi tutte le accise sui carburanti, ce ne sono, lo avete visto, dal 56 in poi. Viabilità e il divieto in via del Favero, coperto dopo le polemiche, ma è questione di tempo, notizia che ci porta a Castione. Domani su Liston la Befana del Vigile con pacchi di solidarietà e dolciumi ai bimbi. Shopping in saldo, dall'abbigliamento alle pentole, al via la stagione degli sconti e le catene pronte a lasciarsi subito sui ribassi dell'ordine del 50-70%. I commercianti sono speranzosi, ci attendiamo un fine settimana importante. Il governo del territorio, approfondimento riferito all'ente provincia di Belluno, siamo a pagina 20, provincia un anno per arrivare alla svolta, i progetti e le aspettative dell'ente nel 2023. Il presidente Padrin, la riforma porterà il ritorno all'eleggibilità nel 2024, attendiamo novità anche per la legge sulla montagna. Il mio sogno è fare da stazione appaltante per tutto il territorio, scriverò ai comuni. Questa è la dichiarazione di Roberto Padrin. Il nodo della pista da bob, notizia che ci porta a Cortina, trasporti, rincari in vista, tempi sempre più stretti per le opere olimpiche. Andiamo avanti con le notizie che riguardano il territorio bellunese, siamo a pagina 21, la cicogna si fa attendere a Belluno solo ieri i primi parti del 2023. Feltre, pagina 22, scolari di Villa Bruna tutelati sull'autobus da una volontaria. I piccoli della primaria fanno lezione al seminario di Feltre e il mezzo pubblico trasporta studenti più grandi e adulti. Rimaniamo a Feltre, l'incontro, il gruppo Unicom conferma il sostegno a Comune e Giro delle Mura. Medicina di base, 2 posizioni sistemate con De Col e Giacomelli, notizia sempre riferita al Comune di Feltre. Rimaniamo nel Feltrino con pagina 23, Fonzaso, affidato l'incarico per sistemare la frana ai Giaroni con 260.000 euro. La colata dei detriti poteva mettere a rischio l'abitato. Il sindaco di Fonzaso Pasa soddisfatti per la decisione della provincia. Il caso Lupo Scorazza nella notte in pieno centro d'Arsier, tra piazza, scuola e poste, ed ecco appunto il lupo immortalato ieri poco dopo le 3 dal panettiere Paolo Giacomini. Presentato Danzo Leggera di Paola Scapine, poesia e disegni a china nel segno del ricordo. E ancora da Feltre, Santa Giustina in lutto, scusate, siamo nel Feltrino, siamo a Santa Giustina in lutto per Wally Giazzon, volontario appassionato con il calcio nel cuore, se n'è andato a 67 anni, 8 mesi fa era stato colpito dalla malattia, una vita nella Plavis, corista e attivo in parrocchia e sulle ambulanze. Cesio Maggiore, 3 euro al giorno di risparmio per chi frequenta il doposcuola. Epifania a Pedavena, mattinata di corsa e musica al pomeriggio. Fatto di cronaca, processo per le foto proibite della ragazzina nel computer gli scatti che la figlia della sua compagna si scambiava con alcuni amici. L'uomo rischia 3 anni. Addio invece ad Alfonso Sartori, da ingegnere a farmacista per star vicino alla famiglia. Il professionista lasciò Marghera e la Mount Edison per tornare a Mel, mandando avanti la farmacia avviata dalla moglie scomparsa. Sospirollo, le penne nere pronte a rinnovare le cariche sociali. Il gruppo ANA si riunirà domani per tirare le somme dell'annata. Appello a giovani della comunità perché si avvicinino alle attività dell'associazione. Siamo adesso a Ponte nelle Alpi, è giusto togliere incuria, applausi all'iniziativa di Dreosto, siamo a Longarone, raccoglie consensi la proposta del senatore friulano sulla giornata per le vittime dei disastri, i cittadini per la memoria del Vajont, quella parola rischia di alleggerire le vere responsabilità. Lucia Vastano contesta la negligenza, non c'entra con stragi causate da reati. Il sindaco di Erto e Casso, Ferdinando Carrara, spinge per rivedere il testo della legge. Siamo in Alpago, mensa scuola media RSA, un buon anno per i lavori del comune di Alpago. Il sindaco Alberto Peterle, soddisfatto delle iniziative portate avanti, un momento duro quando la parte bassa è rimasta senza acqua. La disavventura ha perso impaurito, sciatore tredicenne soccorso in pista, i carabinieri hanno dovuto chiamare in Germania per contattare i familiari in vacanza a Roccapietore. Il giovane svizzero non sapeva indicare un numero di telefono dei genitori. I militari dell'Arma sono riusciti a risalire al posto di lavoro del padre del ragazzo.
Sempre in Agordino i fuochi sulle cime nella notte incantata, tornano i pavarui e si cala la Befana. Momenti di festa stasera ad Agordo e Cencenighe alla vigilia dell'Epifania, la vecchietta a terra in marmolata. Rocca Pietro e ancora dei Bernardini il sindaco per il 2024, pronta la nuova cabinovia Malga Ciapela Capannabil. Il sindaco dei Bernardini conferma i finanziamenti di enti e privati per la struttura, pronte anche alcune opere del piano Marmolada UNESCO. Cortina, oggi 2026, tempi più rapidi per il villaggio senza la conferenza dei servizi. Il sindaco Lorenzi: c'è tempo per installarlo a campo, ma da quest'anno va costruito. Partita la ricerca di un partner per la realizzazione dei moduli rimovibili. Motoslitte bandite dal Dibona, felici della scelta di fermarla, il gestore del rifugio ha confermato senza esitazione la decisione. Al lago Daial motori solo di sera, di giorno spazio agli escursionisti. E sempre da Cortina, protesta in Corso Italia in favore del bambino sottratto alla mamma, pesanti accuse ai servizi sociali per l'affidamento al padre, parleranno della vicenda Luigi Corò e Stefano Puzzer. Calalzo, bonus bebè e bollette, varato dal comune un pacchetto di aiuti, per Arolo lupi a spasso in paese, sindaco preoccupato, il problema esiste. Dalla rubrica Cultura e Società 2023 il cinema, tra i set del Veneto c'è un viaggio in Pojanistan, la grande ambizione di Segre e Berlinguer, registi e sceneggiatori al lavoro con progetti per il cinema e per la TV, attesi gli esordi di Battistone ed Emilia Mazzacurati. Siamo alla rubrica Giorno e Notte, i 70 anni di formazione del CFS, Paolo Crepet apre i festeggiamenti, l'ex scuola edile ha organizzato una serie di eventi per celebrare l'anniversario, il centro si pone sempre più come realtà di innovazione per il settore edile e non. Il dialogo è offerto a tutti, orientatori e famiglie dei ragazzi, altri incontri fissati. Longarone, la via dei Presepi a Igne, a gran richiesta fino al 10 di gennaio. Passiamo allo sport, sci alpino femminile, Cortina riabbraccia tifosi e Coppa del Mondo, il 20, 21 e 22 gennaio sarà festa a Rumerlo. Di Gallo tranquillizza gli sportivi, dall'8 torna il freddo e la neve c'è, attendiamo anche i 600 bambini delle scuole. La festa per i 30 anni, le big del passato sfileranno in pista nel centro di Cortina, troverete tutti i nomi appunto delle big che saranno presenti in questa edizione mondiale 2023 firmata Cortina d'Ampezzo. Pagina 34, calcio eccellenza, Limana Cavarzano riabbraccia Brustolona, l'infortunio alle spalle, sono pronto. Serie D, la Dolomiti verso Villafranca, all'Ari ci mancano 3 punti, ancora seconda, a Gordina Lorenzi resta in panca con il Gemelle, sfida cruciale. Zanini, il calcio bellunese è come prima del Covid, abbiamo 5.200 tesserati. Il delegato provinciale traccia il bilancio del 2022 e guarda avanti, ci sono numeri importanti e anche il settore femminile è in crescita. Sport invernali, tra domani e domenica iniziano tutti i circuiti giovanili e ancora volley Serie 3, Novello carica la Darold, possiamo fare meglio. L'opposto si butta alle spalle le critiche e pensa alla delicata gara di Brugheiro, fatico ancora a spiegarmi cosa sia successo nella partita con il Sandonà. Sempre dalla pallavolo, giovanile in questo caso, Dolomiti cresce la sinergia con l'Imoco Conegliano, Hockey Coppa Italia, Feltreghiaccio con onore ma fuori dagli ottavi, Erlacher beffa tutti a 9 minuti dalla fine, 1-2 il risultato finale. Calcio di Serie A, il Napoli perde l'imbattibilità, le inseguitrici ringraziano l'Inter, la capolista cade a San Siro, Zeco firma il primo KO degli azzurri di Spalletti. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, giornata generalmente soleggiata su Dolomiti e Prealpi, salvo qualche velatura per nubi alte in transito e locali nubi basse nelle ore più fredde, in pianura al mattino prevalenza di nubi basse, locali nebbie con probabili schiarite sulle zone centro-settentrionali al pomeriggio. Precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Beluna. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.